abbiamo caricato il tutto ed entro i 15 minuti accademici iniziamo questa sessione. Utilizzo il microfono anche se secondo me potrebbe essere anche superfluo. Intanto invito i nostri relatori a venire da questa parte e poi condivideremo la postazione con il computer per chi ha le presentazioni. Come avete avuto modo di vedere nel programma, oggi sono con noi e vi ringrazio anche a nome dell'organizzazione e mi scuso se con qualcuno farò degli errori nella pronuncia del nome. Sono con noi Maria Teresa Imparato, che è alla mia destra e fa parte della segreteria nazionale di Lega Ambiente e è nonché presidente di Lega Ambiente Campania. Questa è una sessione strana dove casualmente abbiamo una sovrarappresentazione del centro-sud, quando normalmente al workshop abbiamo prevalentemente esperienze del nord o centro. Ma parlando di sole... Poi abbiamo alla mia sinistra Riccardo Panò, che è ricercatore di ARIS Formazione e Ricerca di Perugia. Poi abbiamo sempre alla sinistra di Riccardo Panò Mario Cappella, il cui accento lo caratterizza, che è il direttore della Fondazione di Comunità San Gennaro di Napoli, in Svizzera. Ed in fondo alla mia sinistra abbiamo Rudi Reisner, che è direttore della Federazione Energia dell'Alto Adige e vicepresidente di Geode, e poi magari Rudi ci dirà anche a cosa corrisponde la sigla. Io dico, condivido con voi due riflessioni, che sono le riflessioni che ci hanno portato ad collocare un panel sulle comunità energetiche all'interno del workshop sull'impresa sociale e che hanno anche ispirato un articolo per la rivista Impresa Sociale che ha lo stesso titolo del panel e che potrete, se vorrete, recuperarlo semplicemente digitando il nome del titolo sul sito della rivista, e cioè il fatto che il tema dell'energia ed il tema dell'energia prodotta in modo rinnovabile e condiviso e poi il tema delle comunità energetiche rinnovabili rappresenta dal punto di vista degli organizzatori di Iris Network una grande opportunità per attivare processi di democratizzazione dell'economia e di democratizzazione della produzione e del consumo dell'energia e rappresenta una grande opportunità anche per le imprese sociali che possono svolgere un ruolo importante dentro questo processo di trasformazione che stiamo vivendo in modo molto forte. Possono svolgere un ruolo importante le imprese sociali per, da un lato, evitare derive opportunistiche o letture opportunistiche delle comunità energetiche, e cioè per evitare situazioni in cui la comunità energetica viene svuotata del contenuto di democrazia, del contenuto di partecipazione e rimane semplicemente uno strumento come tanti per utilizzare al meglio gli incentivi legati alla produzione e al consumo di energie rinnovabili. Da un lato questo. Dall'altro lato, tema
dal nostro punto di vista importante il fatto che probabilmente per la prima volta il tema dell'energia e delle comunità energetiche rappresenta un'opportunità per sperimentare su scala nazionale una forma di gestione di un bene collettivo in cui i cittadini, auto-organizzandosi, possono sperimentare una forma alternativa, efficace ed efficiente rispetto alla gestione pubblica o alla gestione privata delle società di capitale. Detto questo, faccio un'ultima dichiarazione, è che nella nostra idea, nel progettare questo panel, individuiamo un'esperienza solida, strutturata, che sono le cooperative energetiche storiche, come un modello che può guidare lo sviluppo delle comunità energetiche nel nostro paese. E quindi così vi dico anche come pensiamo di strutturare le prossime 2 ore, 1 ora e 3/4. E quindi l'idea è di partire nell'aprire questo panel con l'intervento di Rudy, mi scuso per evitare il cognome, mia colpa, che ci presenterà cosa sono le cooperative energetiche storiche. Poi ascolteremo il punto di vista di Maria Teresa, per par condicio, senza cognome, ci condividerà con noi anche un po' quello che ha fatto, quello che sta facendo, le riflessioni anche di Lega Ambiente, che è uno degli attori particolarmente attivo nel sostenere un processo di sviluppo delle comunità energetiche così come lo intendiamo. E poi avremo gli interventi di Riccardo e Mario che invece condivideranno con noi proprio le esperienze sul campo, in cui le imprese sociali stanno promuovendo, sono attori di un processo di costituzione, nascita e poi sviluppo di comunità energetiche. L'idea è di fare un primo giro di tavolo con 15-20 minuti, raccogliere poi le domande, i punti di vista, questioni dalla platea, per poi fare un secondo giro con i nostri ospiti che potranno interagire puntualmente con le vostre sollecitazioni. I numeri ce lo consentono e quindi secondo me c'è anche modo, se nelle presentazioni ci sono domande puntuali legate proprio all'argomento che viene discusso nella presentazione, si può anche interagire puntualmente in modo da rendere più vivace e anche più efficace le prossime 2 ore. Io non aggiungo altro, lascio la mia seggiola a chi utilizzerà le slide per presentare, carico la prima presentazione e vi proseguo. Grazie mille. Le seggiole dei carpi sono sempre quelle più pericolose, perché sono quelle da 007 con ribaltamento. No, grazie mille innanzitutto dell'invito a questo incontro. Il mio nome chiaramente è difficilmente pronunciabile, sono quello forse anche più vicino di tutti perché sono venuto da Bolzano e non so, forse è per qualcuno di voi Rienzner, se qualcuno conosce il fiume Rienza, quello delle Tracine dell'Avaredo, è il
nome che deriva, cioè praticamente quello del fiume Rienza, che può aiutare a ricordarlo. No, veramente grazie per l'invito, perché è stato richiesto di portare l'esempio delle comunità, cioè delle comunità delle cooperative storiche, che proprio vengono denominate così per legge. Il fatto è che effettivamente noi siamo stati contattati anni fa, già avevamo un ottimo rapporto su vari studi con l'RSE che fa parte del gruppo enti di ricerca del gruppo di GSA, di partecipare, siamo stati proprio chiesti di partecipare ad hanno fatto una gara per progetti, no? Sono stati individuati 5 progetti sui quali poi dare gli input, le raccomandazioni sia all'ERA che ai legislatori per l'evoluzione appunto delle comunità energetiche, perché sappiamo che sono partite quelle che già sono registrate, però che sono di piccole entità, però adesso effettivamente sono di maggiori entità, e loro RSE conoscendo la nostra realtà in Alto Adige, ma non solo in Alto Adige, perché le cooperative storiche fanno parte proprio delle zone montane nel nord Italia, e anche hanno partecipato anche altre realtà, cioè su questi 5 progetti, proprio per avere questa esperienza delle cooperative energetiche storiche. Per dire alcuni numeri in Alto Adige, chiaramente l'Alto Adige è un piccolo territorio, no? Noi abbiamo, con i dati poi verrà messa a disposizione anche la presentazione, no? Però soprattutto la popolazione sono 533.000 abitanti. Mi risulta che siano anche 600.000 tra università, cioè non proprio residenti, però tra università e anche molta gente da fuori che lavora in Alto Adige. Il PIL per abitante in Alto Adige è molto elevato proprio nei confronti del resto d'Italia, no? È una zona effettivamente ricca, no? Cioè, noi diciamo anche dove l'autonomia che è stata data in Alto Adige è stata ben sfruttata in questo senso, però è anche ricca con delle distorsioni, perché effettivamente col turismo, sicuramente alcuni di voi avranno fatto le vacanze, quando io sono all'estero e faccio presentazioni non sono neanche interessati a quello che presento tecnicamente, sono più interessati all'Alto Adige stesso, perché è proprio una zona turistica, e perciò, però appunto, come detto, con delle distorsioni. Questo è un punto importante, l'energia. Noi abbiamo in Alto Adige, su 533.000 abitanti, come abbiamo visto, 48 distributori di energia elettrica, su un totale di 131 in Italia. No? Vuol dire un terzo. Se noi mettiamo anche il Trentino, no? Raggiungiamo, perché è molto simile, non ha 48, però una trentina, è molto simile, la realtà è molto simile a quella dell'Alto Adige, cioè noi facciamo la metà dei distributori in Italia. Non è per noi una questione anomala il numero dei distributori di energia elettrica, perché è comparabile per esempio con la Svizzera, che non è in comunità europea, però ha 750 distributori su 8 milioni di abitanti, cioè in relazione. Ed è comparabile anche ai paesi come la Germania, che ha 1000 distributori, come la Spagna, che ne ha 400 e sicuramente meno. Però l'anomalia sta un po' nel sistema italiano, che è molto simile a quello francese, cioè molto molto centralizzato, no? Perciò questo si può dire da subito, lo sviluppo delle comunità energetiche è più ambizioso di quello degli altri paesi europei, però anche perché c'è la necessità di questo coinvolgimento della cittadinanza in questa economia circolare. È interessante anche vedere i 78 impianti di teleriscaldamento biomassa, no? Che sono questi impianti di teleriscaldamento su un totale di circa 250 nel resto d'Italia, e 250 in totale, però qui sono anche gli impianti a gas, cioè qui sono veramente solo impianti a biomassa, cioè praticamente ha citato. Poi su questo argomento
prezzi in un'altra slide. Le cooperative in Alto Adige, l'Alto Adige è una zona di cooperativismo, no? Di cooperativismo nel senso che c'è una rete molto vasta per quanto riguarda le banche, però nate 100 anni fa, cioè le cosiddette BCC, da noi si chiamano banche Raiffeisen, e il settore agricolo è fortemente organizzato in modo cooperativistico, no? Il latte, la frutta, il vino, cioè ci sono anche i privati, però sicuramente la maggior parte è proprio a livello cooperativistico, cioè i privati sono soci della cooperativa che per esempio commercializza le mele o l'artificio più grande veramente anche che lavora a livello nazionale, la Mila, che è conosciuta, è cooperativa, oppure la mozzarella Brimi è cooperativa, cioè veramente è tutto sviluppato in un modo molto cooperativistico, e il sistema delle banche Raiffeisen è il sistema che si è messo insieme, quello col maggior share dal punto di vista delle banche, cioè abbiamo come banche locali, abbiamo la banca popolare e la cassa dei risparmi, però nel suo insieme il sistema Raiffeisen è quello più grande. E quello vediamo che tutto parte da una necessità, e questo è un argomento che noi trattiamo spesso, perché le cooperative sono nate in Alto Adige, però sicuramente in tutto il mondo per necessità. E qui faccio vedere anche proprio l'esempio negli Stati Uniti, lì il mondo cooperativistico nel settore dell'energia è quello più ampio, cioè al 70% delle reti di distribuzione. Sul volume poi distribuito di energia è il 30%, però le reti di distribuzione perché hanno consentito a elettrificare le zone rurali, no? E sono nate subito negli anni dopo la Grande Depressione, usufruendo dei soldi dati a livello governativo, dove il governo ha detto ha dato a loro i soldi, no? Però arrangiateli quasi a elettrificare. E noi abbiamo una storia molto simile in Alto Adige, io spiego in Alto Adige, però per tutto il mondo così. Le città di Bolzano e Merano sono state elettrificate attraverso l'idroelettrico nel 1890, no? Le prime cooperative, quelle storiche, sono nate, la prima nel 1921, cioè 30 anni dopo. E 30 anni dopo significa che per 30 anni le città di Bolzano, Merano, Brunico, Bressanone avevano l'elettricità, però le zone rurali non ce l'avevano. E sono nate veramente per necessità, e lo spunto adesso proprio di queste economie circolari locali, no? E adesso c'è la spinta anche per necessità, no? Questo è l'unico fatto positivo per quanto riguarda questa esplosione dei prezzi, questa crisi abnorme che c'è. Il punto positivo è che deve crescere qualcosa, ci devono essere delle soluzioni. Le cooperative energetiche in Alto Adige sono 20 dei 48 distributori che abbiamo visto prima, sono quelli di piccolo taglio chiaramente, cioè in tutto poi come saranno circa il 25% del sistema elettrico in Alto Adige. Il 18% delle centrali elettriche con una capacità sotto i 3 MW sono le centrali medie, quelle di grande derivazione in Italia sono quelle oltre i 3 MW di potenza, a livello europeo c'è la soglia dei 10 MW, no? Cioè da noi la grande derivazione è un punto molto importante per la legislazione in questo senso. E poi il 45% dei 78 impianti anche di biomassa sono organizzati a livello cooperativistico. Questo è un esempio che diamo volentieri, da un lato perché è la valle di Funes, dove è nato, è cresciuto, ha fatto le prime scalate a Reinhold Messner, no? Proprio un sistema cooperativistico, cioè ha non più di 500 soci, certamente è piccola, ha centrali idroelettriche, ha centrali di calore, e soprattutto, ma quello che è interessante, è stata la
prima società in Alto Adige a mettere a disposizione la banda larga, cioè se voi andate in Val di Funes, perché veramente è una bella valle, perché ci sono proprio le Dolomiti che sono davanti, e lì notate, se si fate attenzione, che effettivamente non c'è adesso Praliccio sono quelli grandi, cioè non c'è un ripetitore, cioè tutto è sottoterra. Tutti i masi, cioè anche quelli a 1800 metri per dire, sono elettrificati, no? Però passando sottoterra, no? Cioè veramente sono innovativi e organizzati, anche perché sicuramente perché hanno avuto anche la disponibilità, un grosso capitale proprio è anche cresciuto in questi 100 anni. E sono stati i primi a avere la banda larga che arriva veramente fino all'ultimo naso, no? E sono anche provider, cioè, e questo è sempre facile dire le cose positive, non dire le cose negative. Per esempio qui il negativo era che c'è una frazione che è alla rete ex Enel, no? E poi loro volevano attaccarsi nella liberalizzazione, attaccarsi alla rete della cooperativa, no? E i soci fondatori della rete della Val di Funes hanno detto no, cioè, perché potrebbero avere uno svantaggio economico, no? Da parte loro, perciò non è che ci sono solo i lati positivi, però effettivamente sono realtà che sono incredibili. Il prezzo dell'energia elettrica non tanto pre-Covid, ma pre-crisi, no? Erano il 40% al di sotto del prezzo di mercato classico. E la stessa cosa per il riscaldamento. Io proprio adesso d'estate, sarà stato d'estate autunno, non più di 4-5 settimane fa, mi ha invitato l'ex presidente, no, che è andato in pensione, no? E poi gli ho chiesto, ma voi cosa dite della tematica dei prezzi, non solo dell'energia elettrica e del calore? Mi ha confermato che non se ne parla, cioè in valle non è sentito il problema, no? Perché c'è anche l'insediamento di grosse aziende, perché non è tanto lontano dall'autostrada, però quello che loro da 100 anni sono riusciti a staccarsi dal gas, cioè praticamente sono anche riconosciuti come autoproduttori, però ci arriva ancora. Le cooperative storiche, qui c'è stata una battaglia, perché adesso per non leggere tanto la slide, di fatto il decreto Bersani sulla liberalizzazione del mercato nel 1999, no, riconosceva alle cooperative storiche lo status di autoproduttori. E lo status di autoproduttori alla fine è come l'autoconsumo, cioè come la casa che è proprio l'impianto fotovoltaico e consuma l'energia prodotta, quella che viene prodotta in eccesso la mette in rete e quella che serve quando non c'è produzione solare la prende dalla rete. E qui funziona allo stesso modo, cioè è come un autoconsumo collettivo, è anche riconosciuto, però chiaramente allargato perché abbiamo cooperative anche con 2500 soci, e di fatto funzionano che l'idroelettrico classicamente produce più d'estate quando viene consumato meno, e d'inverno produce meno quando viene consumato di più, però si è riusciti, per esempio il teleriscaldamento sono delle piccole utility. Il teleriscaldamento è nato per avere anche la produzione di energia elettrica con la cogenerazione d'inverno, no? E poi l'ARERA ha riconosciuto e ha stabilito anche proprio un regolamento del 2010, ha riconosciuto, cioè viene immessa in rete, fra virgolette venduta, quello lo facciamo noi proprio come federazione, che siamo una struttura di secondo grado per queste organizzazioni, viene immessa in rete tutta, tutta quella che serve viene
di nuovo prelevate dalla rete, e così viene riconosciuto il netting sui 12 mesi, no? Cioè l'autoproduzione è comunque coperta. Quello che si dimentica, purtroppo noi siamo riusciti ad avere questo status solo per le cooperative operanti al 2010, cioè per tutte le cooperative nuove, anche con rete, che sono nate, non è stato consentito questo status speciale. Questo era un po' il compromesso. Però, per dire 2010, perché il TICOP è del 2010, il decreto sulla liberalizzazione del 1999, perciò sono passati 10 anni, diciamo, cioè che abbiamo battagliato, no? E di fatto queste cooperative storiche sono slegate dal prezzo del gas, cioè sono autoproduttori e consumano la loro energia, e il prezzo che loro determinano è il prezzo di costo della loro energia, il prezzo di costo della rete, il margine che serve per l'innovazione, per lo sviluppo, effettivamente questo è il fatto che le comunità energetiche, no, di fatto non sono altro che queste cooperative storiche, che sono anche poi in altre zone dell'Italia. Oggi le cooperative storiche sono 30, appunto, di cui 19 in Trentino Alto Adige. E arrivo in fondo al termine, poi anche per sentire le altre presentazioni anche per la discussione. Questa è una slide che abbiamo dato proprio all'RSE, che lavora sulle comunità energetiche, cioè la ricerca e sviluppo del sistema energetico. E questa l'hanno presentata loro così, cioè una comunità dell'energia può occuparsi di generazione, distribuzione, fornitura, consumo, stoccaggio dell'energia e così via, no? E proprio loro nella presentazione l'hanno tolto, no? E hanno scritto una cooperativa elettrica storica, che sono stata ad un convegno a maggio in Confcooperative a Roma. E io sono stato proprio l'altro giorno, il fine settimana, a Pozza di Fassa, perché c'è proprio il convegno annuale delle cooperative storiche, che viene talvolta fatta all'invito di una cooperativa storica. E questa volta è toccato a Pozza di Fassa, e ero contento perché sono 40 km da Bolzano. E lì ho fatto questa foto, Fabio Armanasco, il dirigente di RSE, che ha portato anche questa similitudine, no, tra cooperative storiche, no? E la comunità energetica in Italia, la comunità energetica deve essere intesa come una realtà sociale, culturale ed economica che autoproduce localmente l'energia necessaria al suo fabbisogno, usando giudiziosamente le risorse del territorio, tutelando così i propri beni comuni, territoriali, ambientali e paesistici, e indirizzandosi verso la riduzione della propria impronta ecologica. Questo Fabio Manasco l'ha portato perché c'è il rischio, credo che sia tema anche oggi della discussione, cioè che si vede già che sulle comunità energetiche balzano i grossi, no? Tipo Enel, tipo le grosse municipalizzate che si addentrano. E perciò l'RSE stessa sottolinea questo fatto sociale, culturale ed economico. Però di fatto, appunto, le cooperative energetiche storiche non sono altro, cioè sono il presidente di una cooperativa energetica storica in questi paesi il più importante del sindaco, no? Perché anche qui forse un bel esempio, Prato allo Stelvio, che è un po' il modello in Alto Adige delle cooperative, tutta questa legislazione l'abbiamo portata avanti insieme, io e il presidente, che proprio è venuto a mancare alcuni anni fa, Geo Cumolo, è il presidente storico della cooperativa di Prato allo Stelvio. E Prato allo Stelvio viene sempre premiata da Lega Ambiente perché ha l'indice pro capite più alto nel fotovoltaico privato, e questo vuol dire la sensibilità della gente a lavorare su questo settore, cioè c'erano ovviamente gli incentivi e tutto, però Prato allo Stelvio sono 1100 metri, non è adesso proprio ideale come
come giorni di sole, no? Però al più alto l'indice viene sempre premiato da Lega Ambiente. E questo è tutto, e poi volentieri per la discussione. Grazie. Penso che dall'intervento di Rudy avete capito perché la nostra idea era l'intervento giusto per aprire questa sessione, e perché dopo Rudy il secondo intervento, sempre la nostra idea giusta, era quella di Maria. Non solo mi ha tolto il cognome, ma anche un pezzo di nome ora. Buon pomeriggio a tutte e tutti. Anch'io ho lo stesso problema di Mario, il mio dialetto, la mia provenienza si sente dal mio tono, dalla mia voce, però Mario lo diceva prima, il sud Italia ha un grandissimo potenziale per quanto riguarda lo sviluppo di energia rinnovabile, e le comunità energetiche oggi ci consentono di fare un lavoro importantissimo per rivedere il modello energetico, per rivoluzionarlo e per finalmente rendere i cittadini e le comunità protagonisti. Le cooperative storiche da sempre sono state anche la forza di Lega Ambiente per portare avanti, diciamo, la battaglia per finalmente avere anche in Italia questo strumento, questa possibilità, una battaglia lunga come tutte quelle, diciamo, che hanno bisogno di combattere anche contro grandi lobby che esistono, che sono quelle appunto delle grandi aziende energetiche che appartengono soprattutto al mondo delle fossili in Italia. Una battaglia che finalmente, diciamo, è arrivata ad un primo tempo di una vittoria, perché siamo ancora in una fase di sperimentazione, siamo ancora in una fase di attesa per lo sviluppo, l'esplosione vera delle comunità energetiche rinnovabili. Avere degli esempi concreti come quelli delle cooperative storiche facilita poi la strada per gli altri, e in questo momento stiamo davvero come Lega Ambiente provando a seguire passo passo la realizzazione di tantissime comunità energetiche rinnovabili che per noi, diciamo, hanno un obiettivo importante di concretizzare sul territorio la transizione energetica, farlo insieme ai cittadini e far passare anche il messaggio culturale importante della necessità di cambiare questo modello energetico, che non è sempre scontato perché viviamo in un mondo, soprattutto nel sud Italia, dove le grandi aziende energetiche hanno realizzato grandi impianti. Penso, diciamo, ai nostri crinali di montagna, diciamo, soprattutto tra la Campania e la Puglia, con i grandi impianti eolici, però poca capacità politica di gestire quelle aziende, quelle imprese, per lasciare qualcosa sul territorio, e chiaramente quasi nessun interesse da parte invece delle aziende energetiche di creare sviluppo su quei territori. Oggi invece questo strumento, se è stressato e se declinato sui territori con l'obiettivo specifico che è ben scritto nella direttiva, quello della lotta alla povertà energetica, quindi dobbiamo sempre ricordarcelo e dobbiamo tenerlo bene a mente quando parliamo di comunità energetiche e quando proviamo a realizzarle e costituirle. Quindi l'importanza di queste comunità nella partecipazione dei cittadini, sapendo che oggi abbiamo obiettivi importantissimi, quelli al 2030 al 2050, la necessità di decarbonizzare il modello di sviluppo non può passare soltanto attraverso chiaramente le comunità energetiche, ma le comunità energetiche sono lo strumento importante per la partecipazione dei cittadini e per rispondere a quelle che oggi sono anche le esigenze sociali economiche che stiamo conoscendo e che hanno un grandissimo impatto su piccole imprese e cittadini. Quindi oggi non solo ci consentono di fare passi avanti, ma ci consentono anche di fare quel lavoro culturale importante che stiamo provando a realizzare concretamente con alcuni modelli. Io mi sto occupando da un anno e mezzo praticamente solo di comunità energetiche in Lega Ambiente.
un tempo il presidente Legambiente in Campania si occupava soltanto di rifiuti, perché immaginate l'emergenza. Oggi da un anno e mezzo mi tocca parlare soltanto di comunità energetiche, perché proprio a Napoli Legambiente ha sperimentato una delle prime comunità energetiche rinnovabili e solidali. Abbiamo aggiunto quest'altro termine accanto, una comunità energetica dove il terzo settore è stato, diciamo, il grande protagonista, perché è stata realizzata in un quartiere che è Napoli Est, la periferia appunto est della città, una periferia con tante criticità ambientali, un SIN, aspettiamo la bonifica da decenni, il mare interdetto, c'è la presenza forte della criminalità organizzata. Diciamo, questa fotografia che vede istituita un po' grigia ha un'altra fotografia che invece è una fotografia molto dinamica della presenza del terzo settore, di fondazioni, di associazioni che rispondono a bisogni sociali e provano a creare percorsi di autodeterminazione. In quella periferia siamo andati a parlare di lotta ai cambiamenti climatici, di decarbonizzazione, di efficienza e di risparmio energetico in tempi non sospetti, perché già stavano aumentando le bollette ma ancora non stavamo a questo punto. E lì, su un tetto di una di queste fondazioni, abbiamo avviato appunto questa avventura energetica, un piccolo impianto 53 kW. Abbiamo costituito la comunità grazie a Fondazione Cognistud che ha finanziato l'impianto, e l'abbiamo proprio, diciamo, costituita insieme alla comunità che già c'era sotto quel tetto, ovvero le famiglie dei 100 ragazzi e ragazze che ogni giorno vivono quella fondazione, che è un'educativa territoriale che ha un altro obiettivo, lotta contro un altro tipo di povertà in quel quartiere, che è la povertà educativa. Con le prime 20 famiglie abbiamo costituito, prima con le prime 5 famiglie non è stato facile convincere quelle famiglie a parlare di comunità energetica, quando noi siamo... se dopo le cooperative storiche siamo alle comunità energetiche 2.0, perché abbiamo avviato il nostro percorso sull'emendamento, quindi prima dell'arrivo della direttiva nel nostro paese, e quindi è un percorso lungo che ancora, diciamo, non si è concluso, perché in questo momento produciamo energia, le mettiamo in rete, aspettiamo l'ok dal GSE per la condivisione. In questo percorso però abbiamo fatto la parte più importante, che è quella della costituzione della comunità, davvero del protagonismo dei cittadini, del protagonismo soprattutto delle mamme di quel quartiere, che hanno imparato ad avere un altro rapporto con l'energia, con i loro stili di vita. È scontato per noi l'arrivo dell'energia nelle nostre case, e oggi invece nel rivedere le abitudini siamo arrivati per prima. Oggi i nostri giornali quotidiani sono pieni di consigli di come provare a far calare le bollette. Nel quartiere oggi le mamme del quartiere arrivano televisioni da tutta Italia e da tutto il mondo per raccontare questa esperienza, lo raccontano con puntualità. Questo percorso è stato un percorso di riscatto per quel quartiere, quindi per questo la raccontiamo e continuiamo a raccontarla con forza davvero ovunque. Uno dei bambini che ha seguito contemporaneamente il percorso di educazione ambientale con noi, perché sopra a quel tetto che aveva continui ritardi nella costituzione della comunità, perché prima è stato complicato scrivere il primo statuto per una comunità energetica, noi davvero non avevamo altre, eravamo tra i primissimi, quindi non avevamo altri confronti. Poi provare ad avere le informazioni, questi vi sto evidenziando i problemi che in questo momento le 100 comunità energetiche in giro per l'Italia che abbiamo monitorato e che abbiamo raccontato in quel dossier dove premiamo sempre le cooperative storiche e comunità rinnovabili hanno problemi nell'accesso alle informazioni, ad esempio per
per iniziare a costituire le comunità. E poi è arrivata la soprintendenza in questo quartiere dove c'è abbastanza disordine urbanistico, gli impianti fotovoltaici sono invisibili se non con un drone, eppure anche lì è arrivata la soprintendenza e siamo stati fermi 6 mesi, e ancora anche attese lunghe per avere l'ok dal GSE e continue richieste di magari integrazioni, ma addirittura di ripresentazioni della candidatura per cose che potevano, diciamo, anche passare attraverso delle integrazioni. Vi racconto questo caso perché, ripeto, abbiamo fatto un giro di telefonate e di informazioni in queste 100 comunità energetiche in giro per l'Italia, dal nord al sud, che abbiamo monitorato, e più o meno la situazione è la stessa. Quelle che da febbraio hanno avuto l'ok e quindi sono già a tutti gli effetti comunità energetiche perché condividono già l'energia, non hanno visto ancora €1 di incentivo, e capirete che la nostra comunità energetica a Napoli, il nostro esempio, è un esempio dove la parte sociale è molto importante, e quindi si tiene in piedi una comunità non solo dal punto di vista economico, seppur c'è tantissimo bisogno in quel quartiere di un supporto al reddito, quindi c'è tanta attesa nel vedere concretizzato anche dal punto di vista economico questa avventura. E capirete che in giro chi l'ha fatto semplicemente perché parlo anche dell'autoconsumo collettivo, oggi non vedersi ancora un risultato concreto economico rischia di far diventare questo strumento molto importante una grande bolla. Eppure siamo davvero quasi un anno dall'introduzione della direttiva in Italia, e il nostro, diciamo, appello in questo momento è proprio quello di fate presto, facciamo presto, sta per arrivare un nuovo governo, abbiamo presentato le osservazioni ad ARERA il 23 settembre, attendiamo con ansia il concludersi di questo iter per far esplodere le comunità energetiche, perché c'è tantissimo interesse, si parla di comunità energetiche rinnovabili e solidali nelle parrocchie di tutto il paese, si parla di comunità energetiche delle aree industriali, ci sono 2,2 miliardi di euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che sono risorse da restituire, ma che sono risorse importanti per realizzare le comunità energetiche nei piccoli comuni, quelli al di sotto dei 5.000 abitanti. Insomma, chiudo ora per poi intervenire ancora dopo. Bisogna tutti insieme, diciamo, fare una forte alleanza per sollecitare con forza, appunto, per evitare il rischio fuori delle comunità energetiche, perché sarebbe davvero un gran peccato. Grazie. Grazie. Grazie anche perché una delle questioni che ha sollevato è centrale, cioè il fatto che siamo in questo momento in una terra di mezzo, in cui da un lato confermo il fatto che le prime comunità energetiche registrate non hanno ancora visto €1, perché me lo diceva anche 15 giorni fa il sindaco di un piccolo comune, anzi l'ex sindaco di San Leo, un piccolo comune che dice noi abbiamo fatto comunità energetica, ma fortunatamente i soldi l'aveva messi il comune, ma di fatto di distanza di un anno non c'è stato nessun incentivo così come preventivato. Dall'altro lato il tema che è dell'urgenza è dato dal fatto che oramai ci sono un numero importante di esperienze che sono nate, sono in procinto di nascere, hanno costituito i soggetti giuridici, hanno realizzato gli investimenti, stanno realizzando gli investimenti, ma ad oggi non hanno le indicazioni tecniche per poter registrare la comunità energetica con il GSE e quindi iniziare tutto quanto quel confronto, che sarà comunque un confronto articolato, lungo e non immediato. Nel chiamare
quando potrà, gestirà una comunità energetica. Due cose secondo me sono interessanti rispetto al tema delle speculazioni, come diceva Maria Teresa, dei grandi player. Abbiamo incontrato un cittadino che voleva interessato a costituire una comunità energetica di Varese, quindi, che è venuto a trovarci in Umbria e lui mi ha detto: guardi, perché poi sono stato contattato da Enel, da Advea, erano disponibili a supportarci gratuitamente per fare un primo studio di fattibilità. E quando gli abbiamo chiesto e poi che succede, no, poi lo vediamo. Perché è evidente che il grande interesse dei grandi player è quello di captare la gran parte del valore che può essere collegato allo sviluppo di queste iniziative, privandole però di tutta quanta la parte della partecipazione, della democrazia, del confronto. La seconda esperienza personale riguarda sabato, quindi l'altro ieri, quando ho accompagnato e si collega con la prima slide che ha presentato lui, quando diceva come negli anni 20 c'era un tema di bisogni e quindi diceva la crisi energetica è un'opportunità. Questa cosa è piccolissima, però secondo me rende bene. Ho accompagnato il bambino a fare la partita di calcio che si fa il sabato pomeriggio e il carrozziere del mio comune, che ha il bambino che gioca a calcio con mio figlio, che chiaramente conosco perché il comune è piccolo, alla domanda: ma come vanno le cose? E lui mi dice: male, perché ho pagato una bolletta da 8.000 euro, se andiamo avanti così altri 2 mesi dobbiamo decidere se o chiudere oppure l'unica alternativa, visto che il consumo è un consumo di questa carrozzeria non enorme, fare un investimento importante sul fotovoltaico, perché riesco a ridurre i costi. In questo ragionamento ho condiviso con il mio concittadino un'opportunità, che anche qui è un'opportunità che è ancora nebulosa, ma che è scritta nelle norme, e cioè, e che però la dico perché è un punto interessante anche per il ruolo che comunità energetiche legate al territorio, promosse dalle imprese sociali possono avere, e per il ruolo che le imprese sociali possono avere nel futuro, e cioè il fatto che una piccola e media impresa che realizza un investimento in fonti rinnovabili, semplifichiamo, fotovoltaica, fino a un massimo di 200 kW, se mette a disposizione della comunità energetica l'energia prodotta, l'impianto, se fa gestire la comunità energetica l'impianto, può avere un beneficio della detrazione fino a 96.000 euro del 50% dell'investimento. Questa cosa è evidente che per chi deve scegliere se realizzare l'investimento che permette di far sopravvivere la sua azienda e se è nelle condizioni di farlo, cambia come il giorno e la notte, o comunque può cambiare. E anche qua però un tema che è centrale è la necessità di chiarezza, perché diventa fondamentale riuscire ad avere un quadro di regole chiaro ed avere anche un quadro di interpretazioni di queste regole chiare, in modo tale da permettere una diffusione su larga scala di questo strumento. Ed in questo attivando comunità energetiche, le imprese sociali nei territori possono diventare veramente un'infrastruttura, nel senso che la comunità energetica nata può aggregare iniziative di famiglie, di piccole e medie imprese, e quindi diventare un motore
dire, seguendo lui, la prima cosa da dire è che è un mondo in continua evoluzione, infatti le slide le cambiamo di settimana in settimana, infatti un paio, come dire, le dirò a voce senza aver avuto il tempo di scriverla. Lo sforzo che abbiamo fatto è stato sin da subito non ragionare su soluzioni semplici, ma su soluzioni complesse, quindi a cui occorre molto più tempo, molto più coinvolgimento, eccetera, per provare poi a renderle più efficaci. Per cui il primo atto è stato costituire, non ragionare quindi sulla comunità energetica immediatamente, ma costituire una cooperativa di consumo o una cooperativa energetica, a seconda di come la vogliamo chiamare. Quindi l'abbiamo chiamato Madre Terra ed è praticamente un progetto cooperativo che nasce con la mission di unire le forze di cittadini, associazioni e cooperative imprese per l'acquisto e il consumo di energie da fonti rinnovabili e sostenibili, la riduzione dei consumi energetici, la promozione di modelli di produzione di energia di comunità per il contrasto alla povertà energetica. Vedete, questa definizione già di volta in volta insomma, va leggermente modificata, ma questa è la visione, no? E quindi dove vorremmo andare sempre, qualsiasi cosa la legge modifichi. Di fatto questo progetto nasce da ragionamento di 3 enti e già questo, come dire, è da un forte spaccato di diversità, no? Di molteplicità. Infatti c'è una fondazione di comunità, c'è un consorzio di cooperative sociali locali e poi c'è una rete nazionale. Quindi proprio perché stiamo cercando di testare, di sviluppare un modello che possa essere poi applicato in tutta Italia, e questa cosa, non vi nascondo, certe volte ci fa venire il mal di testa perché nascono continuamente dubbi, domande, problemi e come affrontiamo questo piuttosto che quest'altro. Quindi, come vedete, la cooperativa fornisce energia, progetta e offre soluzioni chiave in mano, no? Un po' tutto quel discorso della normativa, dei cambiamenti e così via, offre anche il supporto necessario per lo sviluppo di progetti di comunità locali, quindi noi non siamo, come era stato già stato accennato prima, le grandi imprese che dicono vabbè incominciamo a fare l'impianto, poi si vede, nel frattempo io mi procuro le commesse, no? Ma da subito, un po' come chi c'era stamattina, l'approccio della fondazione di comunità, cerchiamo di promuovere a volte le richieste e le partecipazioni che vengano dal basso. Poi vabbè, e ci sono poi le consulenze in tutto, un pezzo che noi offriamo, poi lo vedremo con i ricavi della vendita e della produzione di energia, è la possibilità di offrire educazione sia alle famiglie che ai bambini nelle scuole. Quindi c'è bisogno di una conversione ecologica e la conversione ecologica però non deve essere fatta dall'alto ma dal basso, quindi questo lo leggete, è inutile che lo leggo io, se no ci addormentiamo, visto pure che è dopo pranzo. Allora, qual è la proposta? La proposta è unire tutte le energie, no? Lo dice la parola, e quindi puntare a coinvolgere sempre più soci per fare che? Noi diciamo sempre una cosa, come dire, sulle comunità energetiche a volte puntiamo l'accento sui soldi, per carità, e poi sul risparmio energetico e le povertà. Noi però diciamo sempre che non ci dimentichiamo, anzi Raniero lo dice sempre, non ci dimentichiamo che il primo socio della nostra cooperativa è l'ambiente, il secondo è la comunità e poi viene il resto. Quindi contrastare con i cambiamenti climatici, aumentare la quota di energia prodotta da noi, contrastare la povertà energetica, promuovere modelli partecipativi e democratici. L'ultimo punto è un punto che pochi toccano, sviluppare opportunità lavorative per soci svantaggiati. Perché poi un'altra cosa che dobbiamo dire, proviamo a fare in modo che a 360 gradi nella comunità energetica sia coinvolto il terzo settore. Quindi a ogni nodo territoriale
noi offriamo o la capacità di installazione da parte di una cooperativa di tipo B, o se è sviluppata su vari territori siamo disponibili a formare i soci delle cooperative B perché a loro volta diventino installatori, manutentori e programmatori delle varie attività. Quindi non sarà e non è una cooperativa che scorazza l'Italia per poter, come dire, guadagnare sulle varie comunità locali, ma, e lo vediamo dopo, la nostra idea è una cooperativa fatta di nodi, per cui non c'è l'ente sovrastante, ma diventa una comunità di comunità. E quindi questo un po' ho anticipato prima. Vedete, le attività della cooperativa sono organizzate secondo nodi territoriali, quindi i nodi territoriali sono i motori del cambiamento e della costruzione di comunità energetiche, e la cooperativa Madre Terra entra in un'azione di sussistenza, di sussidiarietà, per cui fornisce tutto ciò che ti manca o che ti è necessario. Un'altra, logicamente, azione è la capacità di fare azioni di sistema e quindi di general contratto o centrale di acquisto che ti permette una scalabilità e ti permette il risparmio di buoni costi. Tra parentesi, noi adesso utilizziamo un ente gestore, utilizziamo già un partner che si occupa di energia, però uno dei primi partner che abbiamo cercato di coinvolgere erano le cooperative trentine, però non ci siamo riusciti, quindi poi ci siamo adeguati a chi ci ha risposto, però magari noi ne approfittiamo e creiamo anche un link. Quindi gli obiettivi quali sono? Appunto, l'obiettivo di breve periodo, adesso provo a spiegarlo un po' più semplicemente. In questo momento noi possiamo comprare energia da un partner che già opera sul settore e l'abbiamo individuato, come dire, con due pregi: uno l'energia sostenibile quindi al 100%, l'altro il miglior prezzo possibile. L'obiettivo di medio periodo però sarà quando la cooperativa riuscirà a raggiungere un certo numero di utenze, noi potremo andare direttamente sulla borsa energetica e poter acquistare e quindi fornire un ulteriore risparmio ai nostri soci, fino all'obiettivo finale di avere una forte capacità produttiva per cui poter produrre noi l'energia destinata ai propri soci. Quando non mi spiego bene, interrompetemi in qualsiasi momento. Quindi si vede che ho due giorni, sono molto prolissi, io sono più per la sintesi, una buona parte l'ho già accennata di questo. Quindi dopo questo voglio spiegare chi per noi idealmente saranno o sono i soci delle nostre comunità energetiche. Li abbiamo divisi per logica in 3 fasce, però di fatto sono, ognuna può essere integrata dall'altro, non c'è qua, quindi questa è una delle slide che non siamo riusciti ad aggiornare. La prima, essendo una comunità molto incentrata anche sul dono, no? La prima è costituita da chi ha un tetto che mette a disposizione, in cambio avrà la possibilità di produrre per sé e il resto lo mette a disposizione della comunità. Per comunità abbiamo individuato 3 macro destinatari, però di fatto poi possono essere allargati questi, che sono i beni comuni, quindi che può essere scuole, parrocchie, beni confiscati, insomma veramente tutto ciò che interessa della comunità. Sono le famiglie in povertà energetica e poi sono, la rimanente parte che potrà usufruire di questa cosa. Quindi ci sta la comunità, un pezzo di comunità che mette a disposizione i tetti,
un pezzo di comunità che usufruisce dei beni di questa comunità energetica, c'è una terza fascia che questa è data dalla nostra piccola capacità finanziaria, che è quella dei donatori. Stiamo costituendo con le banche, e insomma per adesso sono tutti interessati, poi dobbiamo vedere quando andiamo a quagliare, come si dice a Napoli, quale sarà il risultato, che è quello che dà la possibilità ai singoli cittadini di prestare 500, 1000 euro, 1500, 2000 euro, quindi tutti i cittadini che credono in questo progetto possono prestare i soldi alla cooperativa. Le banche fanno da garanti, quindi impediscono che se io scappo con la cifra raccolta, tutti coloro che prestano i soldi li perdano, perché la banca garantisce la restituzione della cifra in cambio di un interesse che sia o figurativo o sociale. Quindi, come vedete, noi stiamo proponendo a volte in parrocchie o piccoli comuni il progetto portato all'eccellenza di win to win, quindi vincono tutti, chi presta i soldi perché non li dona, poi per carità se li vuole donare non ci dispiacciamo, chi ha i tetti inutilizzati e poi tutti coloro che ne hanno bisogno. E quindi, come vedete, i flussi economici quali sono? Quando noi facciamo un impianto per una comunità energetica, il primo pezzo va ai beni comuni, alle famiglie povere o a progetti di educazione ambientale, la seconda sarà per la gente che ha partecipato, la terza parte, queste poi le percentuali le stiamo costruendo in base, a volte sono tutti, la cosa bella che mi affascina di questo progetto è che facciamo tutti vestiti sartoriali, quindi in base a quello che abbiamo a che fare possiamo modificare, e questo è pure fonte di mal di testa, però una parte delle entrate che ci saranno, perché fino non si sono viste, saranno dedicate al dono, quindi alla costruzione di nuove comunità energetiche in altre parti del territorio. Gli obiettivi li ho detti, quindi spero di... l'altra cosa interessante, questa però non ve la leggo ma ve la cito, è che se ci facciamo caso, se lavoriamo cercando di sfruttare tutte le potenzialità della comunità energetica, come vedete raggiungiamo un numero molto alto. Questo è un progetto di 20.000 euro, no? In questo caso 25.000 euro era stata fatta questa slide. Con 25.000 euro riusciamo a raggiungere tutti questi obiettivi dell'Agenda 2030. Quindi se io avessi la capacità di fare il ROI, la rendicontazione economica di ogni euro investito, secondo me avremo un'esplosione proprio di restituzione del bene che noi investiamo. Penso di aver finito. Ok. Grazie. No, perché mi piace, invece alle slide, ecco, mi piace vedere, però poi... Grazie anche perché l'idea di declinare il progetto anche in termini comunicativi su quanti obiettivi dell'Agenda 2030 raggiungi o ti permetti di raggiungere è interessante. Dopo l'intervento di Mario, cioè l'intervento di Riccardo Panò, e il senso di queste due presentazioni è proprio quello di condividere e di far condividere anche a chi partecipa al panel proprio processi in corso finalizzati alla promozione della fase di start-up di comunità energetiche rinnovabili. Allora, buonasera a tutte e a tutti, grazie dell'opportunità, soprattutto di introdurre questa brevissima relazione, ma soprattutto poi di confrontarmi con persone esperte, competenti, appassionate, quindi sicuramente in questa fase di incertezza sarà un grosso contributo alla crescita un po' di tutto quanto il movimento del
comunitarie in Umbria a partire da quella che è l'attivazione degli enti del terzo settore. Ci siamo concentrati proprio sugli enti del terzo settore per alcune ragioni che vado un po' qua a riassumere, ma che poi riprenderemo anche nei casi concreti che andremo un po' a sviluppare. Sicuramente, ecco, quello che è stato più volte ripetuto anche dagli interventi precedenti, le comunità energetiche sono un importantissimo strumento di mitigazione della povertà energetica, nascono proprio con questo scopo e oggi forse ne avvertiamo ancora di più quella che è l'urgenza e l'immediatezza di poter intervenire verso quelle che saranno, che sono adesso e che saranno nuovi diciamo così, limiti o nuovi impatti di povertà energetica. Questo sia da un punto di vista strutturale, comunque sia l'Italia tutta esce da almeno un decennio, un ventennio di grossa crisi economica che ha impattato fortemente rispetto al reddito delle famiglie e delle imprese, ma soprattutto adesso sotto l'aspetto più prettamente congiunturale, quindi con la guerra in Ucraina, il disfacimento praticamente di qualsiasi misura compensativa dei mercati energetici globali, e quindi quelli che saranno questi effetti che molto probabilmente non vedremo neanche quest'inverno, ma ancora di più il prossimo inverno, che quindi rischiano poi di passare da una situazione temporanea e congiunturale a una situazione purtroppo ancora più strutturale, andando a aumentare poi quello che è il discorso di povertà delle famiglie e del nostro paese. Fra gli altri elementi che caratterizzano questa unione indissolubile fra comunità energetiche e enti del terzo settore è sicuramente quella che è la ricerca di nuovi approcci basati sulle comunità. Da diversi anni che si è aperto in maniera piuttosto anche frizzante, coinvolgente, il dibattito su quelli che possono essere nuove frontiere del welfare di comunità, che vede al centro il cittadino sia nel momento di creazione di nuovi servizi sia nel momento di lettura dei bisogni di questi cittadini, dei cittadini tutti, in maniera multidimensionale e multifunzionale. Quindi sicuramente la soluzione in comunità energetiche ti porta a strutturare e a diciamo così, leggere con più attenzione quelli che sono i bisogni espressi e inespressi della popolazione, sia dal punto di vista energetico, ma poi soprattutto, come abbiamo visto, anche dal punto di vista socio-inclusivo. In ultimo, ma sicuramente una lista ancora più lunga che possiamo leggere e continuare ad approfondire, è il contributo che le piccole comunità possono dare a invece grandi target di transizione energetica. Questo perché? Perché ovviamente ci lega un'altra volta il fattore locale al fattore globale, ma soprattutto perché poi l'esplosione di tante comunità energetiche, come abbiamo visto quella che è repentina crescita, soprattutto dall'anno scorso, quando è possibile quantomeno immaginare le comunità energetiche, possono costituire un elemento forte di massa critica, sia rispetto a quelle che possono essere tendenze di mercato, come abbiamo potuto vedere e analizzare negli interventi precedenti, quindi nei confronti di grossi player che tutto hanno meno che l'interesse di contrastare quella che può essere appunto il processo di povertà energetica o di comunità inclusive, ma anche da un punto di vista più prettamente politico. E qui riapriamo in questo momento il discorso dei fortissimi ritardi che ci sono dal punto di vista dell'attuazione poi dei decreti e della possibilità poi di effettivamente poter avvantaggiarsi di quelli che possono essere gli incentivi. Benefici quindi sono prettamente di tre natura, c'è un beneficio economico prevalentemente, quindi prima fra tutti leggere una bolletta che adesso è triplicata o ancora di più e ritrovarsela a zero fra chi riesce a produrre energia da fonti energetiche rinnovabili, e questo è sicuramente un grande vantaggio che poi porta anche ad avere compensazioni poi soprattutto in un risparmio che può essere reinvestito rispetto a quelle che sono le attività istituzionali. Ricordiamoci che stiamo parlando di enti del terzo settore, quindi stiamo parlando di magari strutture residenziali, stiamo parlando di associazioni, stiamo parlando di fondazioni di comunità che operano all'interno del territorio promuovendo quelli che sono i processi socio-inclusivi. C'è inoltre quello che è un po' lo sviluppo di un modello economico nuovo, collaborativo, basato su elementi di solidarietà e di cooperazione, che spinge verso una maggiore
coesione del tessuto cittadino, quindi andando anche un po' ad arginare e tamponare quelle che sono le condizioni di povertà relativa che possono emergere all'interno dei territori, e infine, diciamo così, un beneficio prettamente ambientale che credo poi tutti quanti riconosciamo, ovvero l'abbattimento della CO2 emessa nell'ambiente, e soprattutto poi anche riorganizzare quella che può essere una produzione energetica che abbandoni finalmente la produzione da fonti fossili. Il modello che quindi abbiamo costituito è un modello che parte dalla centralità dell'ente del terzo settore, un modello che stiamo sviluppando a partire da quest'anno grazie a quello che è stato il concorso Investiamo Sociale promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, e che vede proprio nella centralità dell'ente del terzo settore quella possibilità di riattivare cittadini e territori verso un futuro più sostenibile, uno sviluppo più sostenibile e una società più inclusiva. Sono diversi gli enti del terzo settore che diciamo così, si sono approcciati a noi per sviluppare questo modello. È un modello flessibile, dinamico, che si adatta ovviamente a quelli che sono tutti i casi di specie che richiedono un tailor-made, no? Come è stato definito prima, quindi un approccio di sartoria da questo punto di vista. Oggi vorrei parlare di quelli che possono essere stati due esempi che sono diversi ma diciamo così, entrambi tendono allo stesso obiettivo. La prima è la realtà di una cooperativa sociale vera e propria che agisce in ambito urbano. Stiamo parlando di Borgorete. Borgorete è una storica cooperativa che opera in Umbria, prevalentemente a Perugia, grande, non è ancora grande impresa, ancora piccola e media impresa, che ha recentemente recuperato, rigenerato un vecchio casale nella località che si chiama Quell'Estrada, che dal punto di vista amministrativo è all'interno del comune di Perugia, dal punto di vista territoriale, diciamo così, antropologico, forse è un po' diversa rispetto a tutto il contorno. Si caratterizza forse per essere un piccolo borgo con ancora molti abitanti, che però ha alla base forse il parco commerciale industriale più importante di tutta quanta la provincia di Perugia, e questo conta sia nel momento di struttura dei fabbisogni sia in quelle che possono essere prospettive di sviluppo. Bene, Borgorete a partire dall'inizio della pandemia ha avuto questa fortissima intuizione di agire sul livello di comunità, quindi rigenerare questo spazio, trasformarlo, farlo diventare un punto di aggregazione, di socialità. Stiamo parlando di un'area piuttosto importante all'interno di quelle strade, di questo piccolo borgo, e che ha portato, nonostante diciamo, tutte le limitazioni della pandemia, eccetera, a raggiungere importanti risultati. Sono due comunità per minori che insistono all'interno di questo borgo, di questo centro recuperato. Sono circa 30 i ragazzi minori o neodiciottenni che attualmente vivono all'interno di questa struttura, che comprende altri uffici, ma comprende poi tutta un'area molto vasta di servizi per la comunità: campo giochi, area picnic, area svago, centri per sale multifunzionali per la comunità, un co-working, eccetera. Fra le varie attività che Borgorete vorrebbe sviluppare dando seguito quindi a questo approccio di comunità è appunto quella di realizzare una comunità energetica a partire dal proprio impianto, a cui poi collegare quelli che sono i cittadini sicuramente di questo piccolo borgo, e poi fino ad arrivare magari a diciamo così, ipotizzare quello che può essere il coinvolgimento di piccole e medie imprese che insistono proprio ai piedi di questa catena, di questo piccolo rilievo. Il secondo esempio invece è un esempio che non si implementa in ambito rurale, in ambito urbano, ma più in ambito rurale, e riguarda la cooperativa di comunità del Monte Cheglia. Stiamo parlando sempre verso l'Umbria centrale, una zona magnifica dal punto di vista paesaggistico, tanto che dal 2018 il Monte Cheglia è stato annoverato come riserva biosfera dell'UNESCO, quindi anche dal punto di vista dell'attività turistica questo ha dato un grande impulso al territorio. Ma quello che diciamo così, ha fatto scattare la scintilla verso la costituzione della comunità energetica è stata la costituzione di una cooperativa di comunità che vede aggregati amministratori, quindi i piccoli comuni, i
In questo contesto diciamo che la comunità energetica è uno dei tasselli che la cooperativa di comunità ha messo in piedi verso una roadmap, diciamo, chiamiamola così, che diciamo, più si interfaccia con quella che è la strategia nazionale delle green community. Quindi la comunità energetica di San Vito è un monte che è stata giuridicamente costituita dal 2022, ma ancora appunto non attiva nella distribuzione dell'energia. A questo poi si lega tutto il discorso di recupero, di manutenzione della superficie boschiva, ampissima superficie boschiva, certificati, degli certificati per la produzione di cippato, andando un po' a ripercorrere quelli che sono stati anche i passaggi delle cooperative di energia storiche e che quindi poi questo porterà poi alla creazione di una rete di teleriscaldamento quantomeno su 2 comuni, San Venanzo e Parrano, per legare quelle che sono le residenze per anziani, gli asili, le scuole, gli uffici comunali. Via via poi in questo processo quindi la comunità energetica si inserisce come una nuova possibilità di produzione energetica a cui stanno aderendo anche molte aziende incentivate poi da quello che è prevalentemente agricole, aziende agricole, incentivate da quello che è il discorso dell'agrofotovoltaico e delle nuove prospettive aperte dall'agrofotovoltaico, che non vanno ovviamente a impattare quella che è un po' l'immagine paesaggistica che caratterizza poi tutta quanta l'Umbria. Quindi due realtà che sembrano molto diverse rispetto a quello che è l'ambito in cui operano, che vedono comunque sia tratti comuni, caratteristiche comuni, che sono appunto l'avvio e il consolidamento dei processi di comunità, sia nella produzione di energia elettrica, ma anche e soprattutto nella costruzione di nuove reti solidaristiche e cooperativistiche che riescono a diciamo così, contrastare i processi di impoverimento del territorio e a rilanciare su nuovi interventi generativi di welfare. Da questo punto di vista il modello ricalca un po' quello che abbiamo sentito anche precedentemente, quindi sono 3 gli ambiti prevalenti di intervento. C'è un ambito, un'area di community engagement, c'è un'area più tecnica, chiamiamola così, di bilancio energetico, e c'è un'area un po' più giuridica di avvio e di gestione, giuridico-amministrativa di avvio e di gestione della comunità energetica. Se andiamo a leggere i vari passaggi, stando un po' attenti, ecco, come vedete a volte si va da una parte e dall'altra, quindi comunque sia partiamo sempre da quella che è la promozione dell'iniziativa e del coinvolgimento della cittadinanza. Su questo è importante sottolineare quella che può essere un po' la figura del facilitatore di comunità energetiche o il community energy manager, che riesce, comunque sia una persona che riesca a essere a contatto con il territorio, poterne leggere i bisogni di questo territorio e poter quindi andare anche a promuovere e a proporre soluzioni individualizzate rispetto a quelli che sono i processi di coinvolgimento. Ogni soggetto rispetto a quelle che sono le esigenze materiali e rispetto anche a quelle che sono le possibilità del donare, del mettere a disposizione, del mettere in condivisione. Questa persona è, abbiamo visto sia nel caso di Borgorete che nel caso di San Venanzio, è una persona estremamente importante perché è quella che un po' riesce a innescare il processo di attivazione del territorio. Grazie a questa attivazione riusciamo a riconoscere e a leggere quelli che sono i bisogni energetici. Praticamente si tratta di leggere le bollette elettriche dell'ultimo anno e quindi capire quelle che sono la capacità di consumo poi delle popolazioni, degli enti del terzo settore, dei futuri soci della comunità energetica. E da lì quindi andare a definire quelli che possono essere i vari target di produzione energetica, ovvero lo studio di fattibilità tecnico-economica, che può comprendere non solo il fotovoltaico, ma anche proporre quello che può essere un mix di produzione energetica, questo tanto più in ambito rurale, no? Come abbiamo visto anche per San Venanzo, dove alle biomasse certificate si aggiunge il fotovoltaico, c'era e ci sarà, mi auguro, nella previsione anche di ripristinare quella che era una vecchia centrale idroelettrica chiusa a inizio del Novecento, costruita a inizio del Novecento e poi chiusa nell'immediato dopoguerra, un po' come toccava un po' la sorte di tutte le piccole centrali idroelettriche in Italia, e quindi insistere anche su quelle che possono essere soluzioni di mix di produzione energetica.
Da questo si passa all'elaborazione di un piano di fattibilità, di un piano economico e finanziario di sviluppo della comunità energetica. Di solito quello che promuoviamo è un piano di sviluppo economico della durata di 3 anni che riesca anche in questo caso, a approfondire e valutare tutte quante le possibilità di finanziamento, da quello che può essere un civic crowdfunding, quindi i cittadini stessi che appunto si mettono in moto col proprio portafoglio a contribuire a realizzare gli impianti, a quello che può essere il coinvolgimento poi di fondazioni bancarie, di banche, di istituti bancari, o anche quello che adesso è estremamente cruciale, la possibilità di arrivare a finanziamenti pubblici anche all'interno del PNRR. E qua magari sarebbe anche interessante dopo riprendere la discussione, perché venendo dall'Umbria in questo momento è aperto il bando PNRR del commissario straordinario. Oltre a apprezzare il lavoro enorme che sta facendo Legambiente con struttura tecnica, che mi rendo conto che non è affatto facile, anche là sono nate tantissime problematiche legate proprio all'incertezza della legge, del quadro normativo ad essere, a partire proprio che ancora non si sa se uno deve considerare la cabina primaria o la cabina secondaria, e gli stessi documenti ministeriali del commissario sono contraddittori da questo punto di vista, però magari sarà una fonte di approfondimento dopo, in vista poi di quello che sarà il PNRR nazionale, che coinvolgerà tutti i comuni sotto i 5.000 abitanti. Di qui quindi si ritorna verso la cittadinanza e si condivide, si ascolta la cittadinanza rispetto a quelle che sono le proposte di investimento e la fattibilità tecnica e ingegneristica per realizzare gli impianti, fino ad arrivare poi alla vera parte un po' più giuridico-amministrativa, dove si analizzano quelle che sono le possibili forme giuridiche, e da questo punto di vista la legge, nella sua incertezza, ovviamente ne mette a disposizione diverse. Ovviamente dobbiamo rientrare nell'ambito di quella che è l'organizzazione no profit. Quello su cui si insiste prevalentemente è ovviamente un'organizzazione in termini di cooperativa e di impresa sociale. Questo soprattutto anche per diciamo così, rendere più immediata quella che è la partecipazione e la capacità di coinvolgimento dei cittadini, fino ad arrivare quindi poi a creazione dello statuto, dell'atto costitutivo, ma poi soprattutto del regolamento. Nel regolamento troveremo indicate quindi quelle che sono le varie ripartizioni dell'incentivo, ma soprattutto quelle che sono le ipotesi di destinazione di quella parte di utile, di margine derivante dalla produzione, dalla condivisione, della cessione di energia elettrica. E di qui l'elemento un po' più caratterizzante delle comunità energetiche che lega al terzo settore, quindi riattivare e attivare i processi di cittadinanza permette quindi una seria discussione su quelli che sono gli utili derivanti da questa possibilità, che non troviamo ovviamente nei player del mercato generali, ma che invece la dimensione di comunità, la dimensione territoriale ti può concedere, e quindi possiamo incentivare quelle che sono le strutture, come nel caso di Borgorete, di sostegno per i minori. Borgorete ad esempio si collega anche a una scuola, la comunità energetica che farà nascere Borgorete si collegherà anche a una scuola 06, anche là si possono fare interventi incentivanti di contrasto alla comunità energetica, si possono appunto riprodurre, replicare comunità energetiche per avviare anche quei processi di scala a cui facevi riferimento, e tant'altro. Quindi questa è la possibilità chiave che diciamo così, caratterizza ancora di più l'unione fra comunità energetiche e terzo settore. Grazie. Nel pieno rispetto dei tempi che ci avevamo dati, grazie anche a questa situazione. Se ci sono aspetti che vi hanno interessato particolarmente, questioni, interventi, abbiamo comunque 25 minuti per interagire con i nostri ospiti. Secondo me possiamo farlo
so chi mi vorrà rispondere, ma vorrei fare una domanda molto terra-terra, perché parto veramente da essere molto ignorante sugli aspetti molto pratici, al di là delle prospettive di tipo strategico complessivo che vedo anche come operatore sociale di tutta questa iniziativa. Mi manca sempre, quando sento parlare di queste esperienze, e non è la prima volta che le sento, mi manca il dato economico. Cioè, dico, un'iniziativa tipo Volvo cioè, di che investimenti stiamo parlando? Di quali importi stiamo parlando? Quali sono gli ordini di grandezza? Perché penso che può essere anche questa, o un deterrente, oppure, come dire, magari si pensa che ci siano degli investimenti milionari e invece con centinaia di migliaia di euro non milionari si riesce a cominciare a fare qualche sperimentazione in più. Io mi trovo sono dovuto uscire per un problema, chiedo scusa, forse avete risposto. Mi trovo in una situazione di bipolarità, cioè questo tipo. Promuovo housing sociale, quindi case per l'affitto a gente che non ha tantissima disponibilità, se no se la comprerebbe. Il proprietario degli alloggi, normalmente un ente pubblico, ATER o che si voglia, non ha interesse a investire risorse per risparmiare energia, perché tanto l'energia se la paga direttamente l'inquilino. Come fa l'inquilino a fare una comunità energetica, a investire in qualche modo, se tanto lui prima o dopo da quell'intervento immobiliare se ne deve andare? Quindi come facciamo a contemporare esigenze diverse per risparmiare energia? Avevo due domande per l'ultimo relatore e mi incuriosiva sapere un po' più nello specifico il ruolo del, se non l'abbia chiamato community energy manager, cioè nel concreto che cosa, cioè che ruolo ha avuto, qual è stato l'effort, un po' più nello specifico. E poi una domanda forse un po' per tutti i relatori e le relatrici che hanno accompagnato la costituzione di CER, mi chiedevo se, qui adesso ovviamente stiamo guardando un ROI, mi chiedevo se qualcuno avesse sperimentato anche un calcolo SROI, cioè se fossero state fatte delle valutazioni di impatto ovviamente ex ante anche con il calcolo del ritorno sociale sull'investimento. Grazie. Altri? Se non ci se non ci sono altre domande io ho una risposta per l'intervento sul taglio. Allora, che è il mio punto di vista, poi dopo i nostri ospiti potranno dare altri. Ma dal mio punto di vista credo che tecnicamente la norma ti dice che puoi partire anche in 2 con 10 kW, ma la questione essenziale è immaginare che la comunità energetica è un'organizzazione che poi cresce e si sviluppa, quindi che parte magari dimensionata rispetto al bisogno, quindi può partire anche piccola, ma dal mio punto di vista deve avere l'obiettivo di dimensionarsi avendo un livello medio grande, progressivamente. Ma perché questo? Perché tutta una serie di iniziative, di investimenti e di economie si raggiungono dimensionando un po' la comunità. Proprio le volumi che aveva. Se posso, e questo rientra un po' nel quello che è stato detto prima, e sono il vicepresidente o presidente vicario di Geode, che è un'organizzazione europea a Bruxelles sui distributori di energia e di gas. E quello delle comunità energetiche, e questo è importante, è nata, cioè la delibera europea o la determinazione europea sulle comunità energetiche è del 2018,
per la questione dei prezzi. E gli obiettivi della comunità europea, no, sono stati prima, cioè innanzitutto sviluppare le energie rinnovabili, secondo svilupparle attraverso il coinvolgimento dei cittadini, proprio per esperienze nate in Europa e Scandinavia, cioè che dove effettivamente sono nate quelle grosse cooperative che hanno investito anche su grossi impianti su parchi solari, però lì si parla veramente di milioni di euro. C'è l'esempio di EcoPower di Bruxelles che è nata con 400 soci e oggi ne ha 80.000, no? E ha in tutti i paesi nordici effettivamente dei grossi parchi di produzione sia fotovoltaico che fotovoltaico di vento, cioè pale eoliche. E loro hanno preso spunto appunto da questo, hanno visto il successo e appunto questo secondo obiettivo attraverso cioè col coinvolgimento dei cittadini. Il terzo obiettivo è un obiettivo tecnico, perché l'abbiamo visto soprattutto nell'esperienza del solare e del fotovoltaico negli anni 2000 con le incentivazioni, cioè di non appesantire troppo le reti, cioè praticamente dove viene prodotta l'energia dovrebbe essere anche consumata, perché è successo proprio negli anni 2000 che sono stati fatti molti investimenti che poi non riuscivano neanche a mettere in rete l'energia prodotta. E questo è un po' il lato negativo delle rinnovabili, no? Anche di piccolo taglio. E sull'economicità, chiaramente ante prezzi elevati, no? L'economicità doveva, perciò ci sono gli incentivi, perché gli incentivi non sono, sono gli 8 euro l'incentivo perché nell'economia energetica è così che si può arrivare fino a un taglio di 1 megawatt elevato, no? Nell'ambito di una cabina primaria, per dire nell'Alto Adige ce ne sono 35, perciò su 533.000 abitanti l'ambito è grande, dove si può fare adesso perché le norme di attuazione di ARERA dovrebbero uscire a giorni, come è stato detto prima, e loro l'ARERA chiederà, anche se la cabina primaria, di avere un ambito un po' logico, cioè anche non, perché per esempio in Alto Adige non sarebbe tanto logico, perché c'è una cabina primaria che poi è estesa da nord a sud, per esempio, no? E dovrebbe essere proprio un comprensorio. Comunque l'energia, cioè questo è anche un dato importante, la comunità energetica deve avere un impianto nuovo, no? Che può arrivare fino a 1 megawatt, cioè l'impianto non può essere vecchio, cioè prima della registrazione della comunità stessa. E dopo la registrazione si può installare l'impianto nuovo e poi se ne possono aggiungere fino al 30% di impianti esistenti, no? E questo già amplia. Poi l'incentivo è, perché quello è già di legge, l'8% o dovrebbe fare parte però si sa, non l'8%, 8 euro a megawattora immesso nella comunità e poi 11 euro e 8 euro sulla rete, no? Sono 2 incentivi. E ogni singolo partecipante della comunità europea può avere il suo fornitore, cioè può rimanere col suo fornitore e ha sulla sua bolletta questi sconti. E questo è il motivo anche perché c'è questo dilungamento nelle norme di attuazione o delle disposizioni di ARERA, perché è molto complesso, no? Cioè io non so, sono cliente di Enel, no? Faccio parte di una comunità energetica e ho gli sconti in bolletta poi alla fine, questi sconti di 11 euro, di 8 euro, perciò questo è abbastanza complesso. L'investimento può farlo anche un terzo che mette a disposizione gli impianti, è per quello che ci sta mettendo l'Enel e i grossi, cioè entrano nell'ambito di una comunità, di una cabina primaria, loro fanno il grosso impianto, lo mettono a disposizione, fanno da coordinatori
Comunque l'impianto viene messo a disposizione, perciò ci sono questi grossi investitori anche. Cioè, per chiudere, gli obiettivi della comunità europea, per quanto mi risulta, non è stato nella mitigazione della povertà energetica, no? Quello giustamente è stato rilevato dalle disposizioni italiane, no? Perché c'è questa necessità di utilizzarlo per questo motivo, cioè poi i risvolti positivi sono tanti, però i 3 obiettivi che ho detto prima sono molto pragmatici, no? E i singoli paesi hanno anche adottato in un modo diverso le comunità energetiche. Per quanto mi risulta gli 1 megawatt, cioè l'impianto di 1 megawatt della cabina primaria non c'è altro paese in Europa che è così esteso, no, sulle comunità energetiche, probabilmente perché da noi c'è proprio una necessità. Quindi molto rispondere a... Sì, forse un'ultima cosa, l'economicità, no, dipende dal progetto, no? Cioè di solito noi stiamo facendo un paio di progetti, però non ne abbiamo attuato uno, proprio perché mancano le disposizioni. A me mi risulta che di comunità energetiche registrate ce ne sono una 50 con la legislazione prima del 21 dicembre 2021, cioè quella che ha esteso il tutto, perché però sono molto più piccole nell'ambito e quelle sono veramente irrisorie, cioè ce n'è una proprio qui a Storo, nel Trentino, che sono veramente piccole, però sono importanti per una frazione. E l'economicità sicuramente è data adesso molto dai prezzi alti dell'energia, no? Cioè lì poi il business plan rientra, no? Prima si doveva valutare con il prezzo a 60 euro dell'energia, si doveva 6 centesimi, si doveva valutare bene. L'economicità è data, attualmente c'è il problema che gli impianti fotovoltaici non vengono forniti, cioè c'è l'impasse nella fornitura. Quindi però la dimensione ottimale ad oggi, a normativa ipotetica, normativa vigente, quando avrà non ottimale, la dimensione massima, che però secondo me è anche l'ottimale, se ci sono le condizioni per raggiungerla, è quella di avere 1 megawatt di produzione e di consumo, quindi di energia condivisa. Rispetto alla domanda invece degli alloggi ATER, la possibilità di installare gli impianti, quello che noi più o meno stiamo proponendo e ci siamo resi conto che è anche compatibile con il bando PNRR, anzi lo incentiva, è quello di trovare un accordo sul diritto di superficie dei tetti. Questo ti permette, uno, che comunque gli attuali occupanti degli alloggi possono comunque opzionare questa possibilità nei confronti dell'ATER che è il proprietario degli alloggi. 2, abbiamo anche considerato la possibilità di dare gli incentivi, parte degli incentivi, al momento intorno al 5% in quello che abbiamo ipotizzato, a chi detiene il tetto, la proprietà del tetto, e ti concede la proprietà del tetto, il diritto di passare il diritto di tetto, il diritto di superficie. In questa maniera anche l'ATER, 1, c'ha un'entrata, 2, comunque i cittadini possono poi installare le superfici. Nel decreto semplificazione possono installare quindi pannelli sulle superfici del tetto. Nel decreto semplificazione poi è stata anche un po' ammorbidita la legislazione e quindi è possibile, a meno che la superficie del tetto non si trovi in particolari aree vincolate, di installare i tetti con la semplice CILA, con la comunicazione, e quindi velocizzare di molto le pratiche amministrative. Però trovare un accordo sul diritto di superficie del tetto è quello che al proprietario non rinuncia a niente fondamentalmente, e anzi c'ha un'entrata di guadagno in più che può essere una percentuale degli incentivi. Che maggioranza di inquilini serve?
Adesso questo non lo so perché forse dipende dal regolamento specifico, però vale la pena approfondirlo, ecco, sicuramente. Prendo sulla parola perché sono proprio dell'energia da sempre. La comunità energetica, no? Noi stiamo affrontando adesso un progetto a Lana, no? che è un paese abbastanza grande prima di Milano. Cos'è che facciamo? Noi abbiamo anche una cooperativa di consumo, UZI Elettricità Mia. No? Noi scegliamo i soci che abbiamo su Lana, su tutto il territorio comunale che corrispondono a una cabina primaria. No? Però indipendentemente, cioè se hanno la casa con l'impianto fotovoltaico, cioè il collegamento dell'impianto fotovoltaico, noi poi parliamo col comune e chiediamo, dove già loro lo sostengono, chiediamo la messa a disposizione dei tetti, cioè praticamente il comune investe. Il comune ha i tetti, poi può investire il comune o li mette solo a disposizione. Noi non possiamo farlo perché non si può far parte di una comunità energetica e investe, o in parte si potrebbe fare, e investe sugli impianti fotovoltaici. Perché la comunità energetica ha la caratteristica che è democratica, no? Cioè ogni nel perimetro che viene registrato come comunità energetica, ogni cittadino può aderire. Cioè io, tu come cooperativa devi accettare l'adesione, no? Non puoi neanche, cioè, non come per esempio di solito nelle cooperative che il consiglio di amministrazione poi decide se accettare o meno. Cioè ogni cittadino nell'ambito, nel perimetro registrato di questa comunità energetica ha il diritto di potervi partecipare se vuole. E perciò questa è la forma interessante, cioè che non è legato, cioè l'impianto, i tetti, l'importante è che ci siano i consumatori, no? E gli altri che sono interessati a entrare in questo uscire. Sì, uscire. No, magari diciamo, aggiungo qualcos'altro che può essere utile anche ad approfondire. Abbiamo dopo l'esperienza fatta a Napoli abbiamo costituito una rete nazionale per diffondere quel modello, cioè quello delle comunità energetiche rinnovabili e solidali, perché chiaramente l'obiettivo del terzo settore e le esperienze raccontate negli ultimi interventi l'hanno evidenziato in maniera netta, però questa rete più o meno ci sono 60 adesioni, l'abbiamo lanciata a dicembre, nei primi mesi è stata utile per accompagnare enti, perché sono iscritti a questa rete. Abbiamo sottoscritto un manifesto valoriale per appunto impegnarci per la costituzione di comunità energetiche rinnovabili e solidali. Ci sono enti, quindi comuni, ci sono cooperative, ci sono associazioni del terzo settore, ma anche associazioni di categoria, quindi è molto vasta, quindi ha l'obiettivo del mutuo soccorso, scambiarci regolamenti, atti costitutivi, statuti. Stiamo affinando lo statuto, declinandolo proprio sulla parte solidale per rafforzarla, e stiamo provando ad accompagnare anche chi non ha intenzione di praticare anche l'obiettivo della solidarietà attraverso la quota energetica, a convincerli che è importante farlo. Ad esempio lo stiamo facendo in distretti industriali dove imprenditori, aziende si mettono insieme per costituire comunità energetiche, ma si riescono a scrivere un progetto anche insieme per immaginare un tot dell'introito, diciamo i famosi bitcoin che un giorno vedremo, da declinare per un progetto utile a diminuire l'impatto delle loro aziende ed avvantaggiare la comunità. Ad esempio stiamo immaginando sempre in Campania, nel Beneventano, un progetto che aiuta un'area industriale a diventare un'area industriale ecologicamente attrezzata, quindi rafforzando i servizi di quell'area. Oppure stiamo costringendo le grandi aziende energetiche che devono
installare, realizzare dei parchi eolici nelle aree interne della Puglia, diciamo, a restituire come opera compensativa comunità energetiche nei comuni. Quindi molto spesso le opere compensative vengono utilizzate per fare marciapiedi, strade, svincoli autostradali. A Rocchetta abbiamo utilizzato questo strumento per praticare un processo partecipativo con le comunità per la realizzazione dei grandi impianti. Molto spesso cadono sui territori e si viene a sapere come cittadini di avere un impianto sul territorio soltanto quando si mette la prima pietra, mentre questo percorso il percorso della comunità energetica è stato utile anche per fare un approfondimento sui grandi impianti, e una pala diciamo, dell'impianto che verrà realizzato sarà appunto utile per distribuire, per condividere energia con un intero comune quasi, visto che parliamo di numeri importanti, e finalmente, diciamo, le opere compensative saranno davvero opere compensative sia dal punto di vista ambientale sia dal punto di vista economico e sociale per le comunità. Quindi stiamo provando come rete anche a fare questo tipo di lavoro, costringere anche gli altri a tenere quella S di solidale, che quindi aggiunge un'altra lettera alle CER, che appunto sono le CERS. Capirete che c'è bisogno anche in alcuni per tenere dentro, come legamente ci interessa chiaramente, di mettere in campo la transizione ecologica, ma di farlo di mettere in campo una giusta transizione ecologica, quindi bisogna trovare le risorse anche lì dove non ci sono possibilità di autofinanziamento, attraverso queste azioni che stiamo promuovendo insieme a tanti soggetti. Sono 60 le associazioni che hanno aderito. Stiamo provando a diffondere nelle periferie del paese, che sono non solo quelle delle grandi metropoli ma anche quelle geografiche, la realizzazione di comunità energetiche per vincere la sfida climatica ma anche quella sociale. Se posso una domanda sul community energy manager, sul facilitatore, volevate? No, posso. Ti ricordavo la domanda. Allora, no, è molto interessante questo, perché di fatto un profilo professionale non esiste, però vedendo un po' quello che può essere, come abbiamo confermato, con un trend di mercato verso l'esplosione di comunità energetiche, allora noi in questa fase più o meno possiamo raccogliere il set di competenze attorno a 3 fasi principali: il prima, il durante e il dopo. Nel prima è fondamentale quella che è la lettura dei bisogni del territorio, sia dei bisogni in termini energetici sia dei bisogni in termini di povertà energetica e di inclusione sociale. Noi adesso abbiamo sviluppato dei questionari che sicuramente sono perfettibili, focus group con la cittadinanza, questionari specifici per target di utenza che va dalla pubblica amministrazione piuttosto che l'impresa, il terzo settore e il cittadino. Leggere questi dati ti permette quindi di incominciare a disegnare la prima comunità energetica, quindi il nucleo da cui poi cominciare a espandersi, quindi fare un po' tutta quanta quella che viene definita nell'ambito dell'innovazione sociale, la mappatura degli stakeholder. Quanto tempo ci avete messo a raccogliere questi dati? Allora, siccome stiamo parlando di San Venanzo, per esempio, sono 2700 abitanti, piuttosto che con le strade da cui partivamo da una situazione molto avviata di esperienza di comunità, proprio perché dicevo che voi potete aveva iniziato con la pandemia a ragionare di questo, almeno 2 o 3 mesi te riprende, e stiamo parlando in realtà piccoline, ok? Però poi questo dipende anche tu quanto vuoi indagare, diciamo, però sicuramente queste sono competenze necessarie per chi vuole andare a costituire una comunità energetica. Nel durante la prima cosa che mi viene in mente qua sono sicuramente competenze ascrivibili a quello che è un po' il discorso al profilo amministrativo e di contabilità, nel senso che poi la comunità energetica è un soggetto giuridico a tutti gli effetti e va amministrata, vanno emesse le bollette, vanno fatti i conti, quindi è importante questo, e al tempo stesso anche dare continuità ai processi partecipativi. Nel momento del dopo, io penso che bisogna fare qua un serio ragionamento su quelle che sono le smart grid e un
discorso di lettura dei big data, perché comunque sono tutte comunità energetiche che sono controllabili dal punto di vista numerico, e questo ti può dare almeno due risultati. Un primo risultato ti fa capire quanto andare in espansione con la comunità energetica, perché il principio chiave per ottimizzare il beneficio degli incentivi è avere un equilibrio fra prodotto e consumato dalla comunità energetica. Quindi andare a cercare, grazie alla lettura dei fabbisogni fatta precedentemente, che comprende anche i fabbisogni energetici, quelle soluzioni che ti permettono di ottimizzare sempre più questo equilibrio. Un secondo è un punto di vista interno, quindi rendere più intelligente la tua comunità energetica. Le comunità energetiche presuppongono un cambiamento nelle abitudini di consumo energetico dei cittadini. Teoricamente se uno punta al fotovoltaico non esiste più, faccio la lavatrice, la lavastoviglie la sera, anzi devo fare a mezzogiorno, quando c'ho più sole. E quindi questa è una banalità, però significa che poter controllare i consumi fino ad arrivare al controllo della singola presa del singolo elettrodomestico ti rende più consapevole di quanto consumi e ti permette poi quindi anche di adottare delle pratiche che ti permettono di abbattere i consumi e migliorare quindi il rapporto tra prodotto e consumato. Queste sono un po' le tre aree su cui andrei un po' più a approfondire quello che è il ruolo del Community Energy Manager. Grazie. A questo punto in perfetto orario vi ringrazio, avete visto, è stata una cosa, un panel esplorativo, però l'obiettivo magari è l'anno prossimo a distanza di un anno rivedersi con una serie di esperienze che raccontano quello che è successo. Grazie, alle 5